E torniamo in diretta qui su Radio.0 per parlare di una degli elementi più preziosi della nostra quotidianità, l'acqua. CAFC, Acque del Friuli, ha presentato il bilancio di sostenibilità 2022, da sempre un'azienda da sempre impegnata proprio nella sostenibilità ambientale, economica e sociale. Insieme al team, insieme al presidente di CAFC Salvatore Benigno e Antonio Massarutto, professore associato di economia applicata dell'Università di Udine, vi presentiamo i risultati raggiunti fino a qui, che sono racchiusi in questo bilancio e con uno sguardo anche alle prossime sfide del futuro. Oggi abbiamo la presentazione dell'edizione 2022 del bilancio di sostenibilità della società CAFC SpA. Lo abbiamo chiamato Oltre l'acqua perché abbiamo voluto dare un messaggio che non è solamente la presentazione di quello che è l'attività tradizionale, ma anche tutto quello che ci sta dietro. Quindi parleremo di formazione, parleremo di innovazione tecnologica, parleremo di capacità di intercettazione di quelli sono i finanziamenti comunitari nazionali e di quelle che sono le ricadute per un territorio molto vasto come quello della provincia di Udine, quindi circa 95 milioni di euro di valore economico generato, quasi tutto con ricadute nella provincia di Udine o nella regione Friuli Venezia Giulia, con possibilità di sviluppo anche per le future generazioni, da un punto di vista anche di attrazione e di assunzione dei nostri capitali umano, su cui noi crediamo fortemente. Buongiorno a tutti, sono Nicola De Bortoli, sono il coordinatore della divisione operativa depurazione per CAFC. Oggi ho presentato i risultati per quanto concerne la divisione delle fognature della depurazione, come è stata la qualità del servizio nell'anno 2022. Ci siamo posizionati in modo eccellente in termini di qualità e di efficienza e quindi questo non può essere altro che di orgoglio e di buon auspicio per gli anni futuri e il prossimo lavoro che dobbiamo affrontare. Buongiorno, sono Samir Traini, partner di REF Ricerche e vice direttore del laboratorio sui servizi pubblici locali di REF Ricerche. E quello che emerge sono sostanzialmente tre messaggi molto chiari e propositivi. Quella della responsabilità delle scelte per affrontare le sfide del servizio integrato alla luce dei cambiamenti climatici che stanno colpendo il territorio. Quella dell'etica del comportamento che chiaramente in questo territorio si percepisce e nelle scelte stesse che l'azienda sta conducendo in termini ambientali, di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. E poi l'orgoglio della partecipazione, il fatto di avere un capitale umano e delle risorse umane. Sono Titton Sara, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e responsabile del servizio di gestione integrato di CAFC, coinvolto direttamente nella redazione del bilancio di sostenibilità per l'anno 2022 e con la quale appunto ho potuto collaborare con il team di REF Ricerche. È stato molto bello, è stato molto sfidante quest'anno, abbiamo cambiato completamente l'approccio di analisi. È stato molto interessante collaborare in senso stretto con i colleghi. Buongiorno, io sono Annalisa Pinzano, coordinatore del servizio acquedotto di CAFC. E i punti toccati oggi sono stati riduzione delle perdite, continuità del servizio e qualità dell'acqua. Allora, noi siamo qui come REF Ricerche, abbiamo supportato CAFC nella rendicontazione del bilancio di sostenibilità 2022, è stata una sfida che hanno tutti accolto con grande favore, siamo stati anche in tempi ristretti, tutti molto contenti di lavorare insieme, c'è stato un bel gruppo condiviso, abbiamo realizzato questo bilancio apportando delle novità rispetto allo scorso anno con i nuovi standard, con la nuova direttiva, quindi abbiamo cercato di essere in linea con quelle che sono le sfide del contesto normativo, del contesto di riferimento. Ho cercato di dare qualche elemento di scenario su ciò che aspetta il settore idrico, sulle sfide che aspettano il settore idrico nei prossimi anni, nei prossimi decenni, a livello globale ma anche a livello locale. E nel nostro caso quello che ci preoccupa di più sono da un lato le conseguenze attese dei cambiamenti climatici, ma non solo, che rendono il servizio sempre più vulnerabile, sempre più costretto ad operare in situazioni critiche. Già che per non farci mancare niente abbiamo anche l'Unione Europea che ci tartassa giustamente peraltro, di obiettivi migliorativi sia sul piano della qualità del servizio rivolto ai cittadini, penso alla direttiva acque potabili, ma anche della qualità del servizio rivolto all'ambiente, no? C'è in cantiere la nuova direttiva
acque reflue, insomma sono sfide importanti che richiedono investimenti, richiedono gestioni sempre più accorte sul piano industriale, gestioni in grado di operare secondo una logica di gestione del rischio e quindi di prioritarizzazione degli interventi, degli investimenti e così via. CAFC, devo dire, mi sembra su una buona strada per fare un buon lavoro negli anni che ci aspettano, coscienti della difficoltà ma anche consapevoli della qualità delle persone, della qualità della struttura aziendale e dei processi che sono stati messi in moto in questi anni.